L'ultimo derby, quello che può valere una stagione, rivalità storica in corsa per gli obiettivi. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e Super Giovane Castelbuono Geraci. Siamo nella 23esima giornata del girone B di promozione siciliana, decisamente più lontani rispetto alla battuta di Serio. Rosselli, pallone dentro, colpo di testa, Petruzzi risponde su Rosone, pallone ancora vivo, messo via sul secondo palo per il tentativo basso di Marguglio, deviazione ancora. Si alza un po' di vento, la tocca Velardi, il passaggio è efficace per Serio che vuole il pallone di ritorno verso Velardi che vince il contrasto, si va a prendere il calcio di punizione. La battuta andrà effettuata lo stesso. Serio verso la porta, primo palo, Gioacchino Serio è tornato a far gol su calcio di punizione, 1-0 Geraci, Gioacchino Serio. Parte Rosselli, un po' a giro, si tuffa Petruzzi e allontana, rimessa lunga, Pirrotta non ce la sfonda, pallone che passa a Rosone, l'anticipo, pallone fuori ma c'è stata la deviazione in calcio d'angolo. Parte Rosselli, pallone dentro, colpo di testa di Cardella, Petruzzi. La rimessa lunga di Marguglio, prolungamento di Pirrotta, calcio di rigore per la Super Giovane Castelbuono. Pirrotta, la parata di Petruzzi sulla traversa, rigore sbagliato da Alessandro Pirrotta, Petruzzi. La respinta sulla traversa salva il Geraci. Va la Mattina verso il centro, il pallone rimbalza, allontanato dalla difesa della Super Giovane. Gonzales verso Serio, trovato in bucata, Velardi si gira, calcia sotto le gambe di Domenico. Si muove tanto Marrone sul secondo palo, parte Serio, pallone in mezzo, colpo di testa a rimettere lì da Velardi, a rispondere Serio, avanza ancora evitandolo Monaco, sbaglia però il tocco ad allungarsi il pallone. Insegue Cardella, colpo di testa di Chiazzese, il pallone arriva a Rosone, scambio con Cardella che va sempre di più in profondità, c'è il calcio di rigore per la Super Giovane Castelbuono, un altro. I giocatori di entrambe le squadre, Gnassi e Pirrotta protagonisti, faccia a faccia tra i due. Caduto di Domenico con il dialogo di arbitro e assistente, cartellino rosso per Gnassi, Geraci in 10. Parte Rosone, ancora Petruzzi, il pallone rimane vivo, Rosselli, c'è il fallo in attacco, assurdo, Nicolas Petruzzi, protagonista assoluto a parare due rigori, prima a Pirrotta, poi a Rosone. La battuta dell'angolo c'è Di Salvo, cerca di muoversi Antista in mezzo, pallone che scorre, colpo di testa di Cardella. Il rilancio di Petruzzi, risponde Marguglio, anche Albanese, c'è Villar prima di lui, però c'è Antista. E viene chiesta anche l'assistenza da parte della panchina del Geraci, ammonito Gonzales, il giallo è stato estratto, espulso Gonzales, Geraci che chiude in 9. Cardella morbido, largo di Domenico, in acrobazia ancora di Domenico, pallone fuori. La Mattina, pallone profondo verso Galletto, contro Filì e rimessa Super Giovane, ma c'è il triplice fischio ufficiale, la vittoria del Geraci in casa della Super Giovane Castelbuono, 1-0 a decidere il calcio di punizione di Gioacchino Serio.